Il cosiddetto metodo Fincantieri finisce in tribunale. La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio di 32 imputati accusati a vario titolo di sfruttamento dei lavoratori stranieri impiegati nella costruzione delle navi e di corruzione tra privati sulle somme di denaro e costosi regali che alcune imprese subappaltatrici avrebbero donato a dirigenti e funzionari della società che gestisce i cantieri navali più importanti del paese e a un architetto di Costa Crociere, in cambio di favori o nuove commesse. L'udienza preliminare è fissata il 24 novembre. I dipendenti di Fincantieri imputati sono 15. Nei confronti del direttore dello stabilimento di Marghera è rimasta in piedi solo l'accusa di sfruttamento dei lavoratori, mentre l'iniziale ipotesi di corruzione è caduta e la procura ha chiesto per lui l'archiviazione. Di corruzione è accusato anche l'architetto Lorè di Costa Crociere. I sindacati si augurano di ottenere le risposte che attendono da tempo. Questo problema dello sfruttamento in Fincantieri è un problema che abbiamo sollevato noi ancora tanti anni fa presentando un esposto in Procura della Repubblica. Noi adesso attendiamo gli esiti di quell'esposto e quello che ne verrà fuori. Ripeto, siamo fiduciosi che la magistratura faccia il suo lavoro e ci dica cosa effettivamente è successo dentro quel cantiere, che cos'è nei dettagli, anche se noi un'idea ce l'abbiamo, questo modello Fincantieri. A supporto delle ipotesi d'accusa le dichiarazioni di molti imprenditori che hanno lavorato in subappalto per Fincantieri, quasi tutti albanesi o del Bangladesh, e le confessioni dei consulenti del lavoro già implicati nel processo al clan dei casalesi di Eraclea, che si occupavano delle buste paga. La procura fa inoltre riferimento a una serie di intercettazioni che secondo gli inquirenti dimostrerebbero l'esistenza di questo metodo Fincantieri e la piena consapevolezza da parte di dirigenti e funzionari che imponevano alle ditte subappaltatrici prezzi troppo bassi per realizzare le lavorazioni previste, impossibili da sostenere se non abbassando i compensi agli operai costretti a turni massacranti. Secondo la procura era Fincantieri a fissare il prezzo e solo apparentemente vi era un'offerta da parte di chi doveva svolgere le previste lavorazioni nelle grandi navi in costruzione.